Giovanni Pavan, presidente della Camera di Commercio di Pordenone, Luca Penna, direttore di Concentro, e Sergio Bolzonello, vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia, con il quale ci siamo visti in precedenza, con il quale abbiamo avviato un ragionamento. Ma per parlare appunto di questi nuovi media, di quanto il mondo della comunicazione è cambiato anche nel campo del turismo, con il racconto di un territorio, lo faremo appunto attraverso Concentro Pordenone di We Love, che quest'oggi presenta tra l'altro una guida, e poi avremo modo di capire che cosa propone in modo digitale la provincia di Pordenone per promuovere il territorio. Quindi Barbara, a te la parola e la conduzione di questo evento. Grazie. Allora, niente, il presidente della Camera di Commercio ce l'hanno rubato, ce lo rubano temporaneamente. Io volevo dargli la parola per un saluto, però poi lo richiameremo dopo, cause di forza maggiore. Allora, anzitutto grazie, perché sono contenta di moderare questo incontro, perché si tratta un po' di presentare una sorta di cigno nero, cioè una pubblica amministrazione che riesce a fare un prodotto di comunicazione digitale che in realtà non è solo un prodotto, ma è una vera e propria strategia, insomma, ragionata, per valorizzare quello che in teoria sarebbe una delle nostre più grandi risorse in Italia, cioè il turismo, ovviamente, e quindi i suoi territori. Proprio appunto mentre preparavo questa moderazione, stamattina mi è venuto in mente che da giornalista, circa 2 anni fa, di questo periodo, cominciava l'Expo, no? Quindi il grande evento nazionale che in teoria doveva essere il fiore all'occhiello dell'attrazione turistica in Italia. Al di là adesso poi delle polemiche, i pro e i contro, se è venuto bene o se è venuto male, in quel periodo lì, proprio prima che cominciasse, mi ricordo le redazioni, anche noi collaboratori, eravamo bombardati da studi di settore, dati sul fatto che l'Italia era l'ultima per attrattività turistica e cosa non funzionava e via dicendo. E c'era appunto uno studio condotto dalla Boston Consulting Group, già del 2013, approfonditissimo, che aveva in sostanza tirato fuori quelle che erano le 4 pecche un po' del turismo e dell'attrazione turistica in Italia. Tra queste non ve l'elenco, c'era appunto la scarsa relazione tra enti, diciamo, del turismo a vari livelli e la digitalizzazione, cioè era proprio una cosa non sfruttata. Cioè, pensate che per Expo noi ci siamo presentati senza in realtà avere per tempo un unico portale informativo che presentasse davvero tutta l'Italia, no? Quindi ognuno poi si è organizzato un po' da sé. Quindi questo mi fa da premessa per passare subito la palla appunto a Luca di Concentro. Concentro è un po' il braccio operativo della Camera di Commercio, okay, di Pordenone, che ha voluto questo progetto, appunto questo magazine, per chiederti subito, anzitutto, com'è nata l'idea di creare un magazine digitale appunto per promuovere il territorio, cioè che cosa vuol dire e perché questo magazine, come voi dite, appunto non è il solito PDF, per così dire, cioè non è insomma la solita collezione di informazioni presa appiccicata e messa magari su un foglio elettronico. Grazie. Allora, ci sono diverse motivazioni che ci hanno portato a questa scelta. Innanzitutto siamo una struttura che si occupa di promozione turistica per conto della Camera di Commercio, lavoriamo molto con l'Agenzia regionale Promoturismo FVG, che ha già di per sé una sensibilità alta rispetto al tema della digitalizzazione. Però ricordo che innanzitutto le Camere di Commercio di per sé hanno nelle linee strategiche, soprattutto di questi ultimi tempi, la priorità di intervento nel sostegno alle imprese sul tema della digitalizzazione. Quindi è un nostro compito istituzionale, che poi lo facciamo aggredendo e andando a investire anche noi stessi nella produzione, come in questo caso di strumenti digitali. Deriva dal fatto che noi interpretiamo come Camera di Commercio di Pordenone questo ruolo anche nella sostegno, qualificazione dell'impresa, ma anche nell'avviare attività dimostrative che possono tracciare una linea di sviluppo rispetto alle imprese, e in questo caso non solo nel settore manifatturiero ma anche nel settore turistico e ricettivo, quindi dove tracciamo una visione di dove il futuro sta andando. C'è anche un ulteriore elemento, ovvero 2.
Uno, tu giustamente hai detto c'è un gap, è stato identificato questo gap nel settore turistico e sembra quasi una contraddizione in Italia, perché altri studi dicono che in Italia, e qua faccio riferimento allo studio Simbola in particolare, dice che l'Italia è uno dei paesi con grande ricchezza di imprese creative, quindi software house, agenzie di comunicazione eccetera. E guarda caso, giusto per tornare, Pordenone in quello studio è indicato come la seconda provincia in Italia con più alta intensità di imprese creative. Quindi siamo già in un ambiente che ci dà stimolo e a cui cerchiamo di rispondere ovviamente allo stesso livello per essere al pari di un'istituzione che rappresenta un determinato territorio. Non ultimo, siamo stati noi stessi stimolati verso questo prodotto dalla richiesta che vengono dai nuovi media turistici. Non più e non solo la stampa, no? non più la stampa, i media tradizionali, cioè la stampa cartacea, la TV esistono, ci danno stimoli, però adesso la gran parte della comunicazione, l'80% dell'investimento lo facciamo sul web, quindi blogger, quindi i influencer come vengono detti, che operano non più con il classico comunicato stampa, con la foto, ma con tutto un insieme di strumenti che ci chiedono, quindi video, audio, link e quant'altro, fotografie e video a 360 gradi. E su questi stimoli ci siamo chiesti come rispondere con un prodotto all'altezza di queste richieste che ci venivano da questo nuovo tipo di mercato. Quindi diciamo richieste per così dire dai blogger, dagli influencer, materiale fresco, vivo, no? Per riuscire a raccontare. Dato che è riuscito a ritornare, l'hanno liberata, io le chiederei appunto allora, l'impulso appunto è dato in questo caso dalla Camera di Commercio, ovviamente con il supporto, no, anche della regione, però volevo capire dal punto di vista delle imprese. Che cosa vuol dire puntare su una comunicazione di questo tipo, cioè creare un magazine digitale dedicato che oggi può sembrare ma sì, ma in fondo insomma è l'ennesima pubblicazione, ma non serve, puntiamo di più o solo sull'ufficio stampa, cioè perché avete deciso di fare qualcosa che è considerato innovativo proprio perché è così integrato? Qual è l'obiettivo? Guardi, ormai sappiamo l'innovazione è uno degli elementi essenziali per tutte le attività economiche. Pordenone è una città che ha due caratteristiche, una l'essere una città di tradizione manifatturiera e l'altra è una città che da un po' di tempo ha cercato di valorizzare anche due cose importanti, uno è il turismo e l'altro la cultura. Sembra, ma tutte queste sono comunque legate proprio da un fatto di ricerca, di avere innovazione. Quindi le nostre imprese cerchiamo di accompagnarle su un processo di innovazione. Voglio ricordare che a Pordenone il Digital Innovation Hub è una cosa che si sta sviluppando già da un paio d'anni. Contemporaneamente al dottor Penna abbiamo sempre raccomandato che nella comunicazione, nel portare avanti i progetti di carattere turistico da una parte, di valorizzazione anche del territorio dall'altra, ci sia sempre questa possibilità di innovare per essere al meglio nella comunicazione che noi vogliamo dare del nostro territorio. E su questo c'è sempre stata molta attenzione. Lo diceva prima anche il dottor Penna, Camera di Commercio, una delle missioni prossime sarà proprio quella di avere l'impegno di portare le nostre imprese ad avere una consapevolezza che l'innovazione è un fortissimo valore aggiunto. Oggi corriamo molto, ci trasformiamo molto, le imprese stesse devono avere una capacità di esserci su un mondo che cambia facilmente, quindi questo è una cosa che pian pianino ma velocemente dobbiamo dire sia le nostre imprese che le attività devono assolutamente tenere. È un compito della Camera, noi cerchiamo di svilupparlo al meglio, ma dobbiamo farlo sia noi come organizzazione di quello che facciamo per dopo poterlo meglio trasmettere alle imprese. Ho capito.
Diciamo che però, da quello che so, Pordenone in particolare, però anche il Friuli, non è proprio nuovo alla digitalizzazione o a delle strategie integrate di comunicazione, marketing, informazione, chiamiamola così, sul tema del turismo e del territorio. Perché appunto, Bruno, mi dicevi prima che voi in realtà avete già lanciato come diciamo, direzione marketing per la regione un progetto molto interessante di cui vorrei che tu dicessi qualche parola al pubblico. Chiedo un attimo di passare il microfono. E che ha coinvolto, per così dire, gli stessi residenti, giusto? Che si sono trasformati in giornalisti, per così dire, o informatori per i turisti. Sì, abbiamo cercato di mettere insieme alcune variabili di una stessa equazione. La prima di tutto è che il turismo ha subito una profonda trasformazione e la comunicazione turistica è cambiata completamente nell'arco degli ultimi anni. Non è più importante per un turista ricevere informazioni dalla destinazione, ma è importante avere informazioni da chi ha vissuto quell'esperienza. E questo è un fatto, lo facciamo noi, lo scriviamo sulle nostre pagine Facebook, lo raccontiamo attraverso le nostre fotografie, facciamo quello che è un'attività di condivisione e di promozione del territorio. L'altra variabile di questa equazione è stata quella di smettere di far raccontare il nostro territorio da dei super esperti. Capitano? Vediamo quante regioni lavorino con il mondo dei blogger, degli influencers. Sono sempre gli stessi che oggi parlano del Friuli Venezia Giulia, domani della Lombardia, dopodomani del Lazio, perdendo di fatto quella che è l'autorevolezza, cioè il racconto di qualcosa di effettivamente autentico. E quindi la somma di queste due variabili per noi è stata quella di dire: lavoriamo con il residente. Abbiamo fatto una call tutta digitale, quindi chiamato semplicemente attraverso i canali Facebook della destinazione, chiedendo ai residenti di diventare degli ambassador, di raccontare il territorio con la loro voce, col loro tono di voce, con la loro capacità di raccontarlo attraverso foto, video. E la risposta è stata fantastica. Più di 350 ambassador, abbiamo anche qualche ambassador qui perché lavora sulla regione, che hanno iniziato a produrre materiale autentico. Tutto questo entra in una pagina di un blog che permette al cliente di profilarsi secondo la propria esperienza, la propria ricerca di esperienza, ma che ha una caratteristica fondamentale. Racconta attraverso quelle pagine l'esperienza di un residente e mette il residente in contatto con il turista, direttamente sui canali che sono i canali social dei nostri ambassador. Questo che cosa ha prodotto? Una cosa fondamentale, il fatto che tutte le testimonianze narrate all'interno del blog abbiano quell'autorevolezza, quella sincerità nel narrare, nel raccontare il territorio che oggi fanno la vera attività di richiamo con il turista. Il blog si chiama, lo diciamo, FVG Live Experience. FVG Friuli Venezia Giulia Live Experience. Io gli ho dato un'occhiata adesso grazie a te, insomma è molto ben fatto. Ora io da giornalista dovrei dire mannaggia che è molto ben fatto, perché effettivamente così ci rubano il lavoro. Non è vero. Questo è un altro, come dire, un mito che va un po' sfatato, perché oggi la comunicazione vive di tanti livelli che possono tranquillamente integrarsi l'uno con l'altro. Anzi, questa è una domanda che appunto che mi sarebbe piaciuta fare al mio direttore di Wired, che purtroppo non può essere qui, ma giornalisticamente è molto difficile trovare un equilibrio fra, come dire, la notizia, quindi poter raccontare un territorio e diciamo sfociare in quello che è una promozione, diciamo tout court, no? Quindi è sempre un po' difficile trovare l'equilibrio. Quindi avere una pubblica amministrazione, appunto una Camera di Commercio che si muovono bene su queste linee, quindi fanno un po' da soli, per così dire, riequilibra moltissimo quello che è il nostro ruolo. Quindi non perché non ci piaccia raccontare, chiaramente non so, nelle rubriche viaggi o il turismo, però capite anche voi che poi tutti vogliono raccontare qualche cosa, diventa difficile, no? far emergere davvero quello che è magari un elemento importante, un territorio, una peculiarità. Io ho dato uno sguardo, diciamo, alla Pordenone Way, poi ti farò ripassare appunto il microfono e non so se possiamo vedere qualche cosa, siamo riusciti a collegare, non lo so, succede, non voglio smontare, ok, la regia.
perché appunto quello che diceva Bruno prima è questo, cioè la Regione ha ribaltato il concetto che di solito porta a raccogliere le notizie da parte di esperti, da blogger, magari da giornalisti. No, loro hanno ribaltato, fanno il crowdsourcing, per così dire, cioè chiedono agli utenti del territorio semplicemente appunto di raccontare, far emergere magari degli elementi interessanti, poi questi elementi appunto vengono passati, transitano, arrivano fino magari a Concentro, che fa una sorta di, io lo chiamo storytelling, insomma, però mette in evidenza, racconta quel territorio attraverso dei personaggi, no? Le persone, quindi anche gli imprenditori. Quindi si vede, magari vediamo, riusciamo a così. Quindi abbiamo difatti quindi il magazine Pordenone Way perché traccia una serie di percorsi di conoscenza del territorio, quindi way, strade, vie, percorsi, quindi abbiamo scelto questo termine proprio per condurre il turista, il visitatore, l'ospite in una conoscenza attraverso diversi spunti di conoscenza del territorio, uno collegato all'altro. Difatti è un'app, quindi la scarico, e il Digital Magazine nasce, si chiama Digital perché nasce soprattutto per i dispositivi mobile per tablet, quindi questa è la natura. Viene scaricato e si consulta semplicemente con lo scorrimento delle dita, e c'è la possibilità di avere diverse tematiche, quindi come un sommario. Io posso andare in qualunque momento da qualsiasi parte del sommario e approfondirlo con verticalizzazioni. In più ho tutta una serie e questa è la potenza del Digital Magazine, come si diceva, la vitalità, di avere degli approfondimenti extra, quindi di aprire delle finestre di conoscenza di alcuni momenti. Abbiamo inserito contenuti come video, quelli classici che noi vediamo su YouTube. Qua mi ricollego a quello che diceva Bruno. La scelta, lo spunto che ci aveva dato Turismo FVG, fate raccontare il territorio, noi l'abbiamo tradotto in questo caso, un po' anche perché abbiamo l'anima della Camera di Commercio, e avendo noi, interpretando giustamente, come diceva il Presidente Pavan, cosa è turismo? Turismo lo fa la cultura, lo fa l'attrazione turistica in senso stretto, ma da noi lo fanno anche tutta la tradizione artigianale. Noi abbiamo ad esempio due temi che abbiamo trattato sul primo magazine, uno dei più importanti distretti al mondo della coltelleria storica dal Medioevo, e secondo una delle due importanti scuole del mosaico al mondo, la scuola del mosaico di Spilimbergo, che a loro volta dietro hanno tutto un insieme di imprese. Quindi abbiamo fatto raccontare all'imprenditore, al personaggio, che cosa significa costruire il mosaico, cosa significa lavorare in questo settore. Quindi abbiamo dato voce al territorio, abbiamo dato voce, quando abbiamo parlato dei festival della musica, ai singoli autori. Pordenone ha dato tanto alla musica italiana negli anni 70, continua a darlo. Proprio testimone del Salone di Torino è Remo Anzovino, uno dei musicisti adesso più in voga perché è uscito con un disco con Roy Paci che sta scalando tutte le classifiche. Ecco quindi che una cosa è andare ad ascoltare dalla viva voce attraverso il file audio l'intervista con Remo Anzovino. Adesso qui ovviamente non si sente, ma a parte l'audio. Abbiamo gli hyperlink, parliamo ovviamente di prodotti tipici. A questo punto io apro, mi collego e vado sul sito esterno dove ho tutti i ricettari con quel prodotto tipico. L'altra cosa che utilizzando gli hyperlink, pensiamo a un festival, io aggiorno in automatico l'informazione perché parlo del festival, ma giustamente il magazine esce oggi, ma vuole essere uno strumento di conoscenza che mi dura nel tempo. Decontestualizzo il problema cronologico perché mi collego direttamente col sito e il sito è automaticamente aggiornato.
Quindi riesco a fare questi passaggi all'interno e all'esterno del magazine con elementi esterni, sfruttando totalmente i canali YouTube, quindi andando a vedere se i c'è social, quindi si possono i poi social, condividere anche i eccetera. contenuti, quindi un modo comunque integrato di raccontare, per così dire, il territorio. Chiaramente poi l'obiettivo qual è? Attirare attenzione, attirare turisti, far parlare un po', no? La città anche in modo diverso, magari far lavorare anche di più le imprese, no? Che sono sul territorio. Per darvi un'idea, non sfruttare questo modo di comunicare fa perdere moltissimo, fa perdere anche molti soldi, se proprio la vogliamo ridurre ad un discorso un po' più cinico. Io vi porto i dati, appunto, che sono usciti poi l'11 maggio, tra l'altro, di turismo in cifre. Turismo in cifre, per chi non lo sapesse, appunto è, come dire, la Bibbia un po', cioè l'Istat un po' del turismo, perché raccogliendo i dati anche di Istat, di Banca d'Italia, delle Nazioni Unite, insomma, traccia un po' quelli che sono i flussi, ok, dei turisti e quanto in termini proprio di saldo, appunto, il turismo rende a livello internazionale e anche a livello italiano. Gli ultimi dati freschi parlano di arrivi internazionali solo, appunto, per l'Italia pari a 52,6 milioni, quindi di arrivi, quindi turisti che sono arrivati, appunto, in Italia nel 2016, aumentati rispetto al 2015. Internazionali, quindi significa che questa quota non tiene conto di tutti gli spostamenti interni, ok? Quindi di chi da Torino si muove per andare a Pordenone e così via. Quanto vale tutto questo spostamento e anche la ricettività sul territorio? Allora, solo i turisti stranieri in Italia hanno speso 36 miliardi 359 milioni di euro, il 2,3% in più rispetto al 2015, mentre appunto la spesa degli italiani che sono andati all'estero è stata di 22 miliardi, quindi in sostanza abbiamo un saldo positivo, ok? Quindi ci guadagniamo di più, perché chiaramente abbiamo più turisti internazionali che vengono qua e spendono rispetto a quanto spendiamo noi all'estero. Sembrano delle cifre enormi, in realtà noi stiamo grattando la superficie, perché per come è fatta l'Italia rispetto anche solo a un paese come la Francia, veramente facciamo poco. Diciamo, le altre pecche sono sicuramente da ricercare. Adesso non bisogna solo guardare allo sforzo che fa la singola regione o la singola Camera di Commercio, perché è uno sforzo che possono fare in modo chiaramente limitato, no? Circoscritto al loro territorio, ma a livello nazionale. Infatti qua vorrei magari un commento, facciamoci anche del male, sul fatto che, per esempio, quale sarebbe a livello anche amministrativo, non so, non dico a livello di finanziamenti, perché la pioggia di soldi poi non serve a nulla se non c'è un programma, no? Un disegno. Però ecco, un elemento che di solito si critica è questo, che in Italia il turismo è un po' assorbito dalla cultura, e uno potrebbe dire vabbè, ma che male c'è? Per alcuni è un male, perché per esempio la direzione turismo è dentro il Ministero dei Beni Culturali, quindi i soldi in realtà arrivano al Ministero dei Beni Culturali, il budget si decide un po' lì e poi è difficile, insomma, decidere, no? Per esempio se puntare sul marketing o sulla comunicazione turistica e basta. La butto lì, c'è una domanda un po' provocatoria, cioè voi come Camera di Commercio, come sistema camerale e poi come sistema appunto di marketing, quindi regione, sareste felici di poter contare su budget dedicati a livelli nazionali, o invece i soldi in questo caso secondo voi, come dire, la collocazione insomma è relativa? È una brutta domanda questa. No. Siccome mi ha postato la palla, ho immaginato che potesse essere un intervento politico un po', direi. No, guardi, partiamo da un presupposto. Ci deve essere una regia complessiva direi a livello centrale. Questo ci deve essere, perché tutti gli sforzi che noi possiamo fare sono in funzione di avere attrattività da parte dell'Italia con un'organizzazione per portarli qui. Poi il compito nostro è quello di poter segnalare a loro delle particolarità magari dei singoli territori
dove sappiamo che passano in secondo ordine, ma sono in funzione di una tipologia di turismo oggi che da un lato andrà a vedere se vengono dal di fuori le grandi città, dall'altro però si sta sviluppando anche un turismo che va a ricercare le cose un po' più di territorio. Ecco, su questo credo la Regione ma anche le Camere di Commercio hanno il compito solo di informare molto su quali sono le opportunità che dà il nostro territorio. Vorrei solo fare un esempio, ma andando in giro un po' per il mondo accompagnando imprese, mi sono accorto per esempio di una cosa che dovrebbe essere valutata. Dalla Cina noi non abbiamo nessun volo che viene direttamente in Italia, però c'è Lufthansa e Air France che li portano a Parigi, li fanno fermare a Parigi, il mattino dopo prendono l'aereo per Venezia, arrivano a Venezia, fanno il tour di Venezia, la sera li riprendono e li riportano a Parigi. Se avessimo una compagnia di bandiera italiana probabilmente... Secondo lei il valore aggiunto dove rimane? Tutto qua. Non è una... No, la risposta è facilissima, quindi me la sfango lavorando da tecnico, cioè dando una risposta da tecnico. Ben venga un piano strategico nazionale in grado di definire target, mercati obiettivi e prodotti turistici. Questo concetto del prodotto turistico è un concetto nuovo. Noi siamo arrivati con Enit e con il piano strategico nell'arco di questi ultimi anni. Ci siamo trovati finora con tanti piani strategici turistici, tanti quante sono le regioni, ognuno nella propria autonomia, mentre i prodotti sono prodotti omogenei per il nostro territorio. Quindi la prima risposta è questa: l'ente di promozione nazionale sotto il marchio ombrello Italia, che è un marchio fortissimo come stavi sottolineando tu, presenta i prodotti. Le regioni strutturano i prodotti. Sul territorio ogni singolo strumento, i consorzi, le società speciali, le camere di commercio raggruppano gli operatori per la costruzione di quel prodotto. In questa filiera però manca il problema principale e tutti fanno finta e mettono la testa sotto la sabbia facendo finta che questo problema non esista, e il problema è: chi è il commercializzatore? Chi è che vende? Perché oggi il numero di quei turisti lì che viene in Italia ha un unico strumento per acquistare la destinazione Italia, e sono le OTA, Booking, Venere, Expedia, che sono quelli oggi che hanno in mano, multinazionali che sono fuori dal mercato italiano ma che operano sul mercato italiano e che oggi hanno in mano la vera promozione della destinazione. Quindi è un discorso più complicato. Bene il brand Italia, bene i prodotti, bene la strutturazione dei prodotti a livello regionale, ma elemento fondamentale: nuovi player, commercializzazione. Le mie aziende sul territorio lo sanno, io ormai sto solo più lavorando su questo, incentivando gli strumenti di commercializzazione nostri diretti e incentivando gli strumenti come i consorzi territoriali per la commercializzazione, perché altrimenti continueremo a fare e investire risorse. Voglio dire una cosa in controtendenza: non è un problema di risorse. In questo caso non è un problema di risorse. Soprattutto per la comunicazione, anche perché di solito si pensa che per la comunicazione appunto occorra investire chissà quanto, certamente non pochissimo, però neanche cifre folli per poter fare dei progetti così. Adesso non dovrei dirlo qui, ma la carta stampata ha una resa rispetto a una comunicazione online che è totalmente diversa, perché è una crescita totalmente differente quella che abbiamo. Quindi in questa visione noi dobbiamo entrare dentro una forma strategica che sia nuova. Volevo solo dire una cosa: è il passaggio culturale che noi stiamo facendo fare ai nostri territori, che passa attraverso una formazione, far capire ai nostri operatori dove sta andando il mondo, come sta evolvendo, ed è la difficoltà più grande che tutti gli enti pubblici hanno. Questo è. Va bene, noi siamo praticamente in chiusura perché siamo più o meno in orario.
volevo chiedere a Luca se hai magari qualche ultimo commento, osservazione da fare o qualcosa da dire rispetto al magazine. Io so che per adesso è solo in italiano, però diciamo l'obiettivo sarebbe anche quello un domani di averne una versione in più lingue proprio per attirare anche i turisti stranieri. Sì, in questo momento lo abbiamo previsto nei primi 2 numeri, diciamo di testing, anche per provarlo sul come risponde. Come si è detto, stiamo parlando di un prodotto che magari è diffuso molto in paesi anglosassoni, in Italia non ancora, quindi vogliamo capire anche e soprattutto, questo è l'inizio, perché adesso stiamo cercando di come penetrarlo a livello di promozione. Per noi è facile perché si parla di un strumento digitale, quindi ci è facile entrare nei canali social, eccetera. Questi saranno i canali di promozione. Da lì vedremo la risposta che ci dà il mercato italiano. Ovviamente non ci possiamo esimere, essendo una regione di frontiera con 2 confini, Slovenia e soprattutto con una importante quota di mercato del turismo in Austria e in Germania, guardare già alla versione multilingue in tedesco e in inglese. Proviamo adesso questo testing, ci tariamo come dobbiamo fare, poi lo lanciamo. L'invito è quindi tutti di andare, noi abbiamo un sito della promozione del turismo della provincia di Pordenone che si innesta poi nel più ampio campagna promozionale della regione, che si chiama Pordenone with Love, in cui all'interno, anche attraverso il sito, si può andare lì, si può scaricare l'app o al di là dei 2 app e Google Store. Quindi l'invito è: provate a scaricarvi questo strumento, conoscere la nostra provincia e anche divertirvi con questa nuova applicazione un po' innovativa. Va bene, io a questo punto ringrazierei tutti quanti per essere stati così bravi, concisi, veloci nel darmi le risposte. Chiudo solo con un dato, perché io poi mi occupo di economia, di lavoro, di dati di turismo. Se in Italia si fissassero tutti i problemi, diciamo tutti i paletti, ecco, per così dire, della promozione turistica fatta bene, avremmo 500.000 posti di lavoro in più. Quindi insomma credo che sia anche un appello, per così dire, più che politico, ecco, andiamo oltre. Io consulterò, leggerò, appunto, continuerò a leggere Pordenone Way e spero che diventi magari un piccolo, come dire, pilota, un piccolo esempio anche per altre pubbliche amministrazioni. Grazie. Grazie a te Barbara, quindi per averci accompagnato alla scoperta di questo aspetto di Pordenone. Ricordo il prossimo incontro alle 18:30 sempre all'interno dello stand del Friuli Venezia Giulia, Udine Jazz 2017 Ethno Shock, musica senza steccati. Appuntamento alle 18:30. Grazie. Non c'è problema.